Hay quien atribuye el invento de la fideuà a la figura de Bautista Pascual Sanchís, más conocido entre sus vecinos del Grao de Gandía como Zabalo, un viejo lobo de mar nacido en 1915 que con tan solo 10 años formaba parte de la Santa Isabel, una embarcación de pesca muy popular. Así comienza la historia que casi todos conocemos. En cualquier caso, nadie pone en duda que es un plato de origen marinero, como lo es el Brodetto di Fano, otro humilde rancho de pescadores, en este caso italianos, cuyo objetivo es el mismo de la fideuà: cantar las excelencias de Gandía y de Fano, dos ciudades hermanadas por la cultura gastronómica de nuestro mar Mediterraneo. Il brodetto fanese, che è una zuppa di pesce del mare Adriatico, che noi come Confesercenti facciamo una grande festa come la vostra qui di oggi, facciamo una grande festa dove portiamo a Fano tanti turisti perché proponiamo la nostra zuppa di pesce, che è una zuppa povera, una zuppa che era stata dimenticata, la ricetta era stata dimenticata negli anni, e invece era la zuppa di pesce che veniva cucinata dai marinai di Fano sulle barche, quando ancora non c'erano nemmeno i motori, erano solo le barche a vela. E brodetto perché è molto liquido. Il piatto si chiama brodetto, è unico in Italia e non viene fatto in nessun altro posto. Quelle che noi troviamo in altre parti d'Italia si chiamano zuppa di pesce, ma la nostra è una zuppa di pesce molto particolare. Ingredienti poveri e pesce povero. Pesce povero perché era il pesce che rimaneva impigliato nelle reti quando si tiravano le reti, e il pesce che non si poteva vendere al mercato, e allora veniva mangiato a bordo dai pescatori, dai marinai delle barche. E la ricetta è molto semplice perché doveva essere fatto in pochi minuti, perché non c'era tempo per preparare da mangiare, per mangiare. Perciò in pochi minuti era la ricetta più semplice che si potesse fare.